Sono riusciti ad approdare nel tratto di costa fra Siculiana Marina e Torre Salsa. Queste le immagini dell'ultimo sbarco fantasma in provincia di Agrigento. La caretta del mare questa volta, dopo che alla centrale operativa è arrivata la segnalazione fatta da una motopesca, è stata intercettata da due motovedette della Guardia Costiera, ma è riuscita ad allontanarsi grazie a pericolose manovre che hanno impedito l'affiancamento e nonostante un inseguimento. Pare che i migranti abbiano minacciato di gettare i bambini in acqua pur di non essere bloccati dalle forze dell'ordine. Così a mobilitarsi anche la sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Porto Empedocle. Giunti a pochi metri dalla costa, i migranti, forse una novantina, fra i quali però anche alcuni minorenni e qualche donna, sono riusciti immediatamente a scappare, cercando di dileguarsi. Tutte le pattuglie di carabinieri, polizia di Stato e guardia di finanza sono state dirottate sul posto. La polizia di Stato di Agrigento, in considerazione dell'arrivo sempre più sistematico di piccole imbarcazioni a partire da oggi, ha predisposto mirati servizi di controllo del territorio lungo il litorale. L'attività della questura, in sinergia con le forze di polizia, ha permesso di realizzare un vero e proprio rastrellamento del circondario e al momento le forze dell'ordine sono riuscite ad individuare e a bloccare ben 40 magrebini e tunisini, fra i quali una donna. Il barcone di 11 metri è stato naturalmente sequestrato dalla Capitaneria, che lo ha già condotto al porto di Porto Empedocle. Adesso la Guardia Costiera dovrà cercare, laddove vi siano indizi utili, di stabilire da dove sia effettivamente salpato. I 40 migranti bloccati, portati tutti alla tensostruttura di Porto Empedocle per l'identificazione, a quanto pare non avrebbero aperto bocca, silenzio categorico circa il porto di provenienza. Il gruppo di extracomunitari è stato sottoposto alle prime, laddove necessarie, cure mediche e dai controlli sanitari. Dopo l'identificazione dell'ufficio immigrazione della questura e le fotosegnalazioni dei poliziotti del gabinetto provinciale della scientifica, i migranti verranno trasferiti in idonee strutture d'accoglienza dell'isola. I rastrellamenti proseguono intanto, soprattutto lungo la statale 115 e le attigue campagne, con direzione Agrigento.